tutti, ben ritrovati al Pala Fabbri di Pieve di Sorrigo per questa finale per il terzo posto fra Istrana e Opera Academy. Vi ricordo che la vincitrice acquisisce anche il titolo per la partecipazione alla fase finale regionale e come ieri, secondo disposizione del CONI, anche oggi osserveremo un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi. Quindi invito le squadre a entrare in campo, posizionatevi pure in lunetta e osserviamo questo minuto anticipato magari già da un grande applauso per un grande uomo di sport come Alex Zanardi.
Io quando ho visto replicare quella
Cammattolema non lo so di provare il suo limite. No, ma perché il computer deve connesso a internet? Non è un problema di internet a Paolo. Deve essere un problema di wifi. Cosa? Perché Fabio mette che solo la via via. Perché se lui mi connette sul computer della online, quindi lui che le connesso a internet. E quindi non so più di dove queste qua attaccate dove era là? E applicata la cosa? Il computer di segreteria lo connesso in perché quello della A lo vede connesso in per cui si parte le connessioni internet. Sì, esatto, però anche la wifi è attaccata con la LAN. Quelli che va al bar, che non so mai che sia, ma a prova l'unica roba che non se ne fa.
Ian, prova a guardare Checco! Checco, mamma mia! Cosa sei di qua, Checco?
complimenti a Basket Strana per questa vittoria che va al terzo posto e quindi l'accesso alla fase finale regionale. Complimenti anche alla Rooker Academy per aver dato vita comunque alla partita vincente, quindi bravi complimenti per aver lavorato finito questo finale pro. Adesso vi invito a rimanere in campo per le premiazioni e magari a schierarvi sulle rispettive lunette davanti alle panchine.
maschile e nel frattempo il comitato organizzatore allestisce appunto le presentazioni. Allora, innanzitutto come consigliere provinciale del Comitato Atleti Treviso vi do il buon pomeriggio ormai a nome del Comitato FIP Veneto e ovviamente del Comitato FIP di Treviso. Il primo ringraziamento, cercherò di essere breve perché i ringraziamenti sono tanti. Spero che vi siate anche accorti che sono tante le persone che vogliamo ringraziare oggi. Il primo ringraziamento va ovviamente alla società di casa, alla Stempiele che ci ha ospitato e ovviamente alla città di Pieve di Soligo che oggi è rappresentata dall'assessore Federico Fantini. Do subito a lui il microfono con un breve saluto e poi continuo con i ringraziamenti. L'assessore Federico Fantini della città di Pieve di Soligo. Buongiorno, grazie, complimenti anche per il dico come Giorgio Bravi, questo è il senso dello sport. È un onore oggi essere qui a ospitare la Final Four. Grazie davvero, complimenti ai ragazzi, ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi, ai allenatori, agli arbitri, complimenti a tutti davvero, grazie. Grazie all'assessore che, come avete visto, la città di Pieve di Soligo ha patrocinato l'evento. Un ringraziamento doveroso al comitato genitori under 14 del Basket Pieve che si è speso nell'organizzazione di questo evento, raccogliendo i numerosi ragazzi che spero siano arrivati nelle vostre case per ieri e appunto oggi. Un ringraziamento ovviamente, l'ho già detto prima, agli sponsor che ci hanno sostenuto e un ringraziamento doveroso alla terza squadra che ha giocato questa partita. A volte ci si dimentica che esiste una terza squadra. La terza squadra è rappresentata dagli ufficiali di campo e dagli arbitri. E io sono solito ricordare che quando ci siete in tribuna non dimenticate che al vostro fianco potrebbe esserci il papà, la mamma, il nonno, la nonna, un ufficiale di campo o un arbitro. Ricordatelo sempre che anche loro hanno diritto ad assistere come genitori e come nonni al pari vostro allo spettacolo dei loro figli. Quindi grazie ancora agli ufficiali di campo e agli arbitri. Allora, io direi che per motivi tecnici i ragazzi saranno rivolti per fare le foto perché altrimenti siamo in controluce e faremo con i ragazzi rivolti verso di noi, poi casomai li faremo girare, quindi la premiazione la facciamo verso il tavolo e io inizierei subito con la distribuzione del gadget. Aspetta che mi rivalde.
La distribuzione dei gadget della FIC Veneto, il presidente Fabio Rivellaro. Quest'anno abbiamo un po' cambiato, non ci sono medaglie, ma verrà dato una sacca ad ogni atleta, quindi invito l'assessore a venire pure. Allora, iniziamo con la quarta squadra, la Ruger Academy, quindi venite una volta, avremo la sacca della Ferrento e anche le gare della banca per arti San Allora adesso siamo alla targa, ti ricordo al posto, c'è la mamma del comitato, la lasciamo all'assessore la targa. Ok. Allora chiamo il capitano della Ruger, eccolo qua. Venite, allora facciamo una foto. Allora vedete che ho dato la foto contro la luce. Ok, venite pure tutti con la targa del capitano, venite anche allo staff. Lo staff cappeggiato da Max Casagrande. Ragazzi, mi ero dimenticato tra i vari gadget di omaggiare anche l'assessore Federico Fontini, che è doveroso. Facciamo uno scambio. Allora regaliamo all'assessore il libretto verde, che è uno dei nostri gadget che abbiamo dato anche agli ufficiali di campo e agli arbitri, e la maglietta, e la maglietta che abbiamo realizzato per questa occasione, che è stata data a tutti i ragazzi delle due squadre, anche agli convocati. Maglietta, ricordo che è stata data a tutti perché insomma comprensibilmente un gruppo non è composto solo dei 12 che hanno giocato ieri e oggi, ma anche di chi magari è rimasto a casa, a volte anche per un infortunio. Proseguiamo allora con la premiazione, dedichiamo i gadget, ci sono, la sacca della FIC Veneto e il gadget della banca creata San Biagio, quindi invito uno alla volta i ragazzi di Strana. Bravo ragazzi, vieni. Allora chiamo anche per l'Istrana il capitano, facciamo una prima parte del capitano, che a questo mese è particolare con gli strip rosa, bravo. E venite pure anche voi, venite tutti, facciamo un po' di gruppo, con la targa, che vi porterà alla fase regionale, e quindi adesso si vedrete anche per la regione.
Ok, grazie, non ho finito, andate pure là. Vieni assessore per una finita, dopo ti lasciamo andare a pranzo. Allora, volevamo anche premiare un ragazzo di squadra che si è particolarmente distinto in queste giornate e quindi a insindacabile giudizio abbiamo deciso di premiare per il basket di Strana il numero 24 Giacomo Buffaro. In ogni caso ci sta questo piccolo premio messo sempre a disposizione dal comitato genitori, quindi complimenti a Giacomo Buffaro. Un piccolo riconoscimento anche al giocatore della Rucker. Abbiamo deciso, sapete che questa è una categoria rivolta principalmente ai ragazzi del 2012, quindi ai ragazzi di terza media, ma nella Rucker si è distinto un ragazzo che ha un anno meno, che è del 2013, e quindi ci tenevamo a premiare Ian De Bon. Numero 14 della Rucker. Vai parlare Cazzini, mi ricordate di dare un momento. Ricordatevi che per il momento dovreste avere i calzini tutti dello stesso colore. Avete i calzini tutti dello stesso colore? Ecco, è una regola che è stata introdotta l'anno scorso, cercate di non dimenticarvene. Grazie a tutti, bravo Luca, ci vediamo, grazie a tutti, buon pomeriggio. Ricordo ai genitori e all'età che abbiamo una piccola promozione con la pizzeria ristorante al Marcanto in via Serrana a Pieve di Soligo, che è praticamente l'unica pizzeria che è aperta anche a pranzo. E quindi se vi va di fermarvi a gustare le colline del prosecco con gli anni patrimonio UNESCO, fermatevi anche a pranzo al Marcanto di Pieve di Soligo. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima.